Oggi anche con la divisa sociale, quindi sì, insomma, sì, anche la maglietta di Alla Catalla. Vieni qua che la facciamo vedere, Ecco Tony Etna. Allora, questo è Fabio Formosa, l'avete capito, questo sono io. E questo è Tony Etna con la maglietta di Alla Catalla. Tony Etna in questo momento è morto, che tu hai in mano la sua telecamera nuova. No, non credo. Ma sai che si vede bella questa telecamera? Vedremo. Ma si vede proprio bella. Senti, qui su che Ghiravante. Non lo so, ma le fa questo è lo zoom. Le fa le immagini questo subacquee? fa fotografie. No, fotografie io no. Immagini subacquee? Niente. Ma perché sei giallo andava? Perché è giallo? Non sono giallo. Ma sei sicuro che stai bene? Sono sicurissimo. È l'illuminazione che dà questo effetto così. Vabbè, allora, cari ascoltatori, visto che voi non avete il supporto delle immagini, più tardi, quando Tony Etna scaricherà questo video e vedrete il video su YouTube su Pianeta Alla Catalla, potrete giudicare se Fabio Formosa è giallonoso o no. No, assolutamente no. Ditemi voi, pare che c'è littero. Ma la vuoi smettere? Sto benissimo, soltanto un abbassamento di voce, ma per il resto va tutto bene, guarda. Sei sure? Sono sure. C'è scritto un microfono, sure. Ma io non lo so. A proposito, l'argomento di oggi: avete visto qualcosa di strano nella vostra vita, che ne so, così per strada, in giro, tipo l'elefante che oggi è stato avvistato a Catania? Scrivetecelo 333 477 2239. Confermo, ho visto l'elefante che si mangiava un panino un Dazzarosa. Dai, ma smettiamo di dire queste cose. Però a quanto pare è vero, c'è questo elefante in giro probabilmente, sì, per pubblicizzare qualcosa. Claudio ci scrive a proposito di cose belle viste in giro, dice: ieri in via Plebiscito ho visto un culo, ma un culo spettacolare, ci mancava solo la parola. Dice: però non ho visto semaforo, bestia che sogno. Ciao Peppe e Fabio, la cosa più strana che mi è capitata di vedere è che mentre aspettavo il mio pulmino mi passavo davanti a una pecora, non sapeva se ero sonno, mi picchiano tutte per pazzo un bacione da rosa. Può succedere, non c'entra niente con l'argomento, ma puoi mandare un bacio al mio amore di marito Biagio che è al lavoro? Ti amo. È detto così proprio. Sì, che ti amo. No, senza, ma perché? Perché è un rafforzativo, capito? Se tu dici così semplice, non è che ti amo. Bello, sì, però sei un po' di che ti amo. Come no? Senti, anche con l'ego. Che ti amo. Ma non fa effetto per niente, guarda, è veramente. Ti prego. Ciao Peppe Fabio, l'altro giorno mentre ti ascoltavo avevo la prof vicina e gli dico di allontanarsi perché si stava macchiando con il muro. Il problema è che era sporca nel sedere, non sapendolo mi ha chiesto di pulirla. Io che ci avevo rispondere dice: un saluto Ale e Piero da Catania. Beh, dipende da come nata l'insegnante, insomma, se mi dava una scotolata o no. Poi io nella mia vita ne hai visto puppe di terra non finire un travaglio ce n'è a fiumi. Ciao da Alfio 86. Sì, è una specie molto diffusa. Peraltro non riesco a capire, non in via d'estinzione. No, ma come si riproducono? La cosa bella del puppo di terra è che non si riproduce diciamo con un altro puppo di terra. No, in maniera asessuale. Nascono spontanei, vabbè. Detto questo, riproduzione sessuale. Detto questo, speriamo di non ricevere lettere dal Pegaso. Che ne so, anzi salutiamo i nostri amici Dario e Giovanni, sono veramente degli amici miei. Mare sogno Saro da Paternò, ogni mattina io viro all'Iafante, magari a casa e mia moglie, saluti, complimenti Saro, sei un armale, sei selvaggio, uomo delle caverne. Ciao, sono Piera di Acireale, da poco purtroppo ho scoperto il vostro programma e penso di non abbandonarvi più, mi fate compagnia quando lavoro, ho visto sabato il mio compagno Elio baciare non proprio amichevolmente una mia conoscente e mi sono defilata e mi sto negando, fino ad oggi non riesco neppure a parlare con lui. Spero che ascolti e che sparisca. Non voglio giustificazioni. Vi abbraccio. Hai capito? Ma noi non vogliamo giustificarlo. Assolutamente. Ciao ragazzi, siete troppo forti. Grazie della vostra compagnia mentre guido il mio furgone. Salutatemi la ditta Lanza Distribuzione Tony Spinello, la persona più strana che mi sia mai capitata. Bye Ciccio. Beh, Tony Spinello non si può salutare così normalmente. Oh maritoni! Oh mare, ci mi chiami come mare, ci me frati. Oh mare, oltre ci rinda nostra comitiva. Mare, sei accolto a braccia aperte, mare, si presenta Rullo Magic, mare Allicca Mastice, e poi ci sono Andrea e Luca Gemelli del Pino, Tino Brusatura, mare, Tony Spinello ci sta preciso una nostra comitiva, mare ti aspettiamo. Cari amici, vi devo rimproverare, elefante a Catania si dice liotro, Edo da Modica. Caro Edo da Modica, intanto sei di Modica e fatti cazzo dopo, seconda cosa, con tutto il rispetto per quelli di Modica, a Catania elefante non si dice liotro, si dice liafante.
l'eliotro è soltanto quello che si trova al Duomo, quello di pietra che è il simbolo della nostra città, e ti spiego anche il perché. Perché liotro è la contrazione del nome Eliodoro, così viene chiamato il nostro elefante, a causa di un diacono che molti anni fa faceva spaventare le persone dicendo che se non entravano in casa all'imbrunire lui avrebbe volato sulle spalle di questo elefante che pare, secondo lui, volasse con le orecchie, quindi chi sta mandando Dumbo, in tempi volevo non dire sospetti. Walt Disney, non si nudo. Esatto. Ecco, quindi Eliodoro aveva inventato in un certo senso una sorta di Dumbo, poi ovviamente fu accusato di eresia, fu bruciato in piazza pubblicamente questo Eliodoro, e quell'elefante di pietra del Duomo rimase appunto col nome di Eliodoro, che in siciliano poi viene Eliotro e poi Liotro, quindi esatto. Liotro non è uno. la traduzione della parola elefante in catanese. Elefante si traduce liafande o liofande, invece Liotro è la contrazione del nome Eliodoro. Dopo questa precisazione, era tanto per farvi capire che cretine non siamo proprio cretini. Qualche solo cosa la cretini. sappiamo. Cretine no. Cretine una volta sola, forse va bene, sì. Vabbè, ci accordiamo. Quello ci ce accordiamo. l'accordiamo. Quando fai una ripresa, l'ambulanza è immancabile. Cioè, dai, riprendi questo fulmine che colpisce Formosa. Mare, diventi famosissimo. E poi tu famosissimo, Mare, lui è un supereroe. Bellissimo, Formosa che diventa un supereroe. Morto alla radio. Super FF, Mare, Fabio Formosa. No, non muori, secondo me tu non muori, Mare, diventi come l'uomo ragno. Se ti cambiano Che arriva stasera. da letto in muro, Mare. Cominciano a sfondare cose di ferro da faccia. Muscoli pazzeschi. Muscoli bestiali. Dietro Susanna dice: amore mio, quando piove, mettiti fuori. Amore, ma se cade la grandine, vabbè, corriamo il rischio. Oh signore. Tonietta, stai sprecando bobina, ti stai bagnando. Sprecando. Purisse che è antico. Potete sapere che lui ha il geloso. Per gli intenditori, insomma, il geloso è un registratore a bobine degli anni 70-80. Io tornavo con in tanto due di microfono. Due, ragazzi, due. A valigetta, bello, nuovo. È nuova questa videocamera, vedremo? Noi approfittiamo anche per salutare i nostri amici, lo facciamo anche via YouTube, quindi cara amica Marica, cercaci su Pianeta Alla Catalla e troverai anche questo saluto per te, per il tuo catanesissimo marito Daniele e per tutti quei siciliani, per quegli italiani che vivono fuori e che magari ascoltano Alla Catalla con piacere. Fabio Formosa, è lui. Sono io. È lui. Meglio la voce. Vabbè, noi vi diamo appuntamento a stasera appunto con la replica a partire dalle 20 o altrimenti, se vorrete, anche da domani mattina alle 11:40, tempo permettendo. Vabbè, noi saremo qua in chiaro. ogni caso con Alla Catalla, Fabio Formosa, Giuseppe Castiglia. Mi piace Alla Catalla, ma scudo Alla Catalla, mince per qua Alla Catalla, Alla Catalla.